Marco Novatti, 6 partite, 6 vittorie, campioni d'Italia, ha vinto la squadra più forte senza dubbio di questa categoria. Penso di sì, adesso possiamo dirlo perché, ribadisco, il torneo è stato netto ed è un percorso fatto senza sconfitte, dimostrando solidità e dimostrando anche, penso, una buona qualità di gioco. Quindi sti ragazzi qua sono stati veramente fenomenali, perché non gli si può dire niente, siamo campioni d'Italia. Tante individualità, ma però forse la differenza l'ha fatta il gruppo. L'abbiamo visto anche oggi, la squadra è andata sotto, ma poi ha preso in mano la partita e non l'ha più mollata. Ah sì, infatti, cioè, abbiamo fatto, per riprenderla abbiamo fatto quello che sappiamo fare, quindi giocare a calcio. Avevo detto loro anche per il primo e secondo tempo che se smettavamo di giocare a calcio e ci adattavamo a quello che hanno fatto loro, la partita non la portavamo a casa. Invece siamo rientrati nel secondo tempo continuando a giocare e penso che abbiamo, insomma, legittimato questo risultato. È innegabile che qui ti ha portato Andrea Albanese che era stato l'ultimo a vincere l'Under 15 a San Siro, oggi in uno stadio bello, ma comunque dalle diverse dimensioni è il normale passaggio di testimone? Normale non so, diciamo siamo della stessa terra, ecco, siamo bisacchi tutti e due, questo sì, magari sarà nel destino di quelli che anche hanno allenato a Monfalcone di vincere, perché c'era stato, mi sembra, anche Petris che allenava il Monfalcone, quindi probabilmente la categoria di giovanissimi deve essere allenata da dei bisiacchi per riuscire a portare a casa il titolo. Siamo più di 1000 chilometri da casa, ma sembrava davvero di giocare a Monfalcone, a Udine, a Pordenone. Ma sì, è una vittoria di tutto l'intero movimento, perché a prescindere adesso da come andrà la finale degli allievi, e spero che si concretizzi anche questa con una vittoria, insomma il Friuli ha dato una grande figura a tutto il movimento, perché portare una squadra in semifinale e 2 in finale vuol dire che, insomma, ci siamo, ecco. A chi la dedichi, Marco? Alla mia famiglia, assolutamente alla mia famiglia, perché sanno loro le motivazioni, e ovviamente anche a chi mi ha coinvolto in questa avventura, perché appunto dal presidente ad Andrea che mi ha voluto, e la condividiamo appunto anche con tutto lo staff, con tutti quelli che sono stati vicini in questa avventura, perché non ci ha fatto mancare niente.